Ma questo convegno ha voluto raccontare i risultati del programma, quello che ha raggiunto. Quale programma? Del programma di sviluppo rurale 2007-2013 che si è completato nel 2015. Raccontarne gli effetti è importante sia per rendicontare, come si è detto, a chi ha finanziato questo programma, cioè la collettività, quello che è stato realizzato, ma anche per imparare, avere degli insegnamenti per migliorare la programmazione successiva. E qui si è discusso, si è aperto un problema, che la valutazione completa di un programma che sta finendo avviene in una fase in cui quello nuovo già è iniziato e già stato impostato. Per cui è un po' una contraddizione che si cerca di superare valutando il programma in essere durante la sua realizzazione. E infatti molto importante per questo programma e per la programmazione attuale 2014-2020 è stato appunto l'aggiornamento della valutazione intermedia che è stata pubblicata nel 2013, quindi diciamo già da lì abbiamo cominciato a vedere, a misurare gli effetti, che poi va bene, i risultati si sono consolidati alla fine del programma, quindi nel 2015, però già da allora avevamo le prime indicazioni, per cui comunque la valutazione è utile per migliorare il programma ed è utile anche per migliorare le scelte strategiche che vengono fatte, per dare consigli insomma su quelli che potrebbero essere i possibili effetti. È giusto valutare sempre tutti quelli che sono i risultati e gli effetti di un programma, di come vengono spese le risorse pubbliche e di raccontare a tutti i cittadini quello che è successo. Solo ecco che questa valutazione avviene nel momento stesso in cui si realizza il programma, e questa è un po' la difficoltà. Deve avvenire per poter essere utile non alla fine di quello che ho fatto, ma durante quello che sto facendo. E questa è la difficoltà dal punto di vista tecnico e poi metodologico che abbiamo cercato un po' di rappresentare. Anche che abbiamo superato in qualche modo. E va detto, secondo me, l'ultima cosa è che tutto questo nuovo modo di ragionare sulla spesa pubblica è stato anche indotto dall'Unione Europea, cioè un modo di pensare l'azione pubblica che almeno che è iniziata 10-15 anni fa, e lo stimolo è uno degli aspetti positivi dell'Unione Europea, che ha imposto questo modo di ragionare, che poi la Regione ha preso a colto. Io su questo devo dire che la Regione del Veneto non sto facendo piaggeria, ma è proprio vero, la Regione del Veneto prende molto, ma molto seriamente quelli che sono i risultati della valutazione, e anche per questo motivo è una delle regioni che pretende anche molto dai valutatori, però è giusto così, è giusto. L'Unione Europea, è vero, ha forzato molto e ha imposto in qualche modo, anche e soprattutto nel passato, la valutazione dei programmi sovvenzionati dall'Unione. Però la Regione, io devo fare i complimenti, ma non per piaggeria, ma perché in realtà la Regione del Veneto è stata tra quelle che hanno preso molto seriamente la valutazione, e infatti è una delle regioni che pretende anche molto dai valutatori.